Una grandissima Ostiamare cala il poker in casa dell'Ancona nella terza giornata del primo triangolare della fase nazionale ed entra così tra le prime 6 d'Italia. Partono subito forte i biancoviola con Di Vita che riceve a destra, illumina con il suo mancino per Agostini che controlla a seguire, scarica un destro terrificante che si insacca dopo aver dato un bacino alla traversa. Si ripete dunque l'attaccante in maglia numero 9 dopo aver segnato già contro l'Orvietana. Ovviamente esultanza dell'attaccante festeggiato dai compagni. Ancora Di Vita si fa vedere, serve Rossi che controlla e scarica un bel destro dal limite che termina di poco alto sopra la traversa. Al decimo arriva però la reazione dell'Ancona che si guadagna questo calcio di rigore per fallo di Milanesi che viene anche ammonito. Sul dischetto si presenta Flamini, specialista e difensore goleador dell'Ancona, guarda negli occhi Russo e lo batte incrociando con grande freddezza. Il portiere intuisce la direzione ma non può arrivare perfetto il calcio di rigore del difensore che poi riporta il pallone a centrocampo dopo aver riaperto i discorsi. Galvanizzata dal pareggio, l'Ancona continua a spingere, attacca soprattutto sull'out di destra. Qui arriva un tiro cross insidioso su cui però non arriva nessun giocatore biancorosso a chiudere. Allora Di Vita prova a mettersi in proprio dall'altra parte, ottimo il suo sinistro che impegna il portiere avversario. Arriva poi una clamorosa occasione multipla per i ragazzi di Lisandrelli, cross di Pinto, poi ci sono Rossi e Memmi che sotto porta non riescono a gonfiare la rete. Arriva poi anche Agostini e di nuovo lo stesso Pinto, il pallone rimane lì e poi viene liberato dalla difesa biancorossa. Al 30° Di Vita pennella su calcio di punizione proprio per lo stesso Agostini che controlla e gonfia la rete con un destro da 2 passi. Doppietta per l'attaccante in maglia numero 9 che fa dunque 3 centri in 2 partite di fase nazionale. Si è sbloccato proprio nel momento più importante l'attaccante ex Urbetevere e Frosinone. Poi ancora Di Vita da calcio d'angolo, Kiss tenta un tiro, il pallone arriva a Borgna che controlla e si coordina per una rovesciata spettacolare, bellissimo. Qui il gol del centrocampista in maglia numero 8 ed è dunque 3-0 per l'Ostiamare. Festeggiato dai compagni il centrocampista che già in campionato aveva segnato con una rovesciata. Non finisce qui perché prima del duplice fischio c'è spazio addirittura per il poker, qui gran numero di Di Vita, palla perfetta sul secondo palo dove sbuca Sacco tutto solo che di testa non sbaglia, insacca all'angolino opposto. Dunque 4-1 per l'Ostiamare che è riuscito a trovare addirittura 3 gol praticamente negli ultimi istanti della prima frazione. Con le immagini passiamo al secondo tempo, subito ancora biancoviola pericolosi con Kiss direttamente da calcio d'angolo, qui invece è Rossi a cercare la via del gol, ottima la parata del portiere locale. Allora Ancona che tenta la reazione qui con una buona percussione, cross sul secondo palo, il colpo di testa però non trova lo specchio della porta con Russo che si arrabbia un po' con i suoi. La nota lieta in casa biancoviola è anche il rientro di Occulto che qui va a colpire il palo con un bel destro, sfortunato in questo caso il centrocampista, ci prova da fuori anche l'Ancona ma Russo blocca senza problemi in 2 tempi. Arriva poi il triplice fischio del direttore di gara e può partire la festa biancoviola.